Premio il resto del Carlino Enigmistica, una corsa per femmine di 5-6 anni, 1 miglio, Vanda la Guapa, Viper Pink, Amber Kronos, Vita Mar, Vaciglia e Vian Rose in prima fila, Ulrica dei Daltri, Visipan e Velia in seconda. Stacco della macchina con Amber Kronos in vantaggio nei confronti di Vita Mar e Vaciglia lungo i birilli. Viper Pink in bocca della prima piegata con Amber Kronos leader nei confronti di Vita Mar che parcheggia avanti a Viper Pink, è rimasta di fuori Vaciglia che abbozza, poi Vanda la Guapa per birilli al pari di Velia. All'esterno invece Vicky Bomber Treb e Visipan. 200 iniziali in 14,5 con Amber Kronos che provvede a moderare sensibilmente l'andatura, la mossa di Visipan in aggiramento sul gruppo. Al completamento dei 400 in 34 perviene a lato di Vita Mar. Pariglie alle spalle di Amber Kronos che mantiene chiaramente l'iniziativa lungo l'arco della seconda piegata. Ora in faccia c'è Visipan, 46,5 i 600 metri iniziali davanti alle tribune. Amber Kronos che continua a comandare avanti alla coppia composta da Vita Mar e Visipan, poi Vaciglia che chiude in corda Viper Pink, le sue mosse seguite da Vian Rose. 1,1 gli 800 iniziali, è tornata ad accelerare a battistrada 14,8 davanti alle tribune. Amber Kronos in vantaggio nei confronti di Visipan, poi per le vie brevi Vita Mar abbozza Vaciglia, girata da Vicky Bomber Treb dopo 1 chilometro 1,16,6, accelera Amber Kronos che mantiene una chiara lunghezza di margine nei confronti di Visipan quando si va all'imbocco della piegata conclusiva dritta opposta in 14,2, 3/4 miglio in 1,38 con Amber Kronos che mantiene 3/4 margine nei confronti di Visipan, poi Vita Mar ingresso dell'addirittura arrivo con Amber Kronos che accelera, mantiene quella lunghezza abbondante nei confronti di Visipan. Vita Mar all'ingresso della dritta arrivo, Amber Kronos in numero 11 Velia squalificato di Vita Mar, Visipan e Viper Pink che fa l'arrivo. Amber Kronos che non ha problemi, viene a vincere in più facili modi davanti a Viper Pink. Al terzo Vita Mar, 29,6 di là, 29,5 di qua, 1,15,1 la media al chilometro. Ancora a segno Roberto Andreghetti in serata, Giorgio Cassani e vesti di allenatore, i colori della scuderia quiriniana pure in questo caso.